Gli alberi iniziano a stringersi intorno alla strada. La luce cambia, il rumore delle macchine scompare e rimangono soltanto il vento tra le foglie e il suono delle nostre biciclette. Continuiamo a salire, sempre più dentro questo enorme bosco. È qui che inizia il nostro giro. Oggi pedaliamo sul Cansiglio, lungo un anello che attraversa uno degli ambienti naturali più affascinanti delle nostre montagne. Una strada dopo l'altra, chilometri dopo chilometri, ci immergiamo completamente nel bosco per poi uscirne e ritrovare panorami completamente diversi. Ma prima bisogna entrarci e noi partiamo proprio da qui. Benvenuti a tutti in una nuova domenica GPX. Apriamo il video così, questa sbarra famosissima e tanti capiranno già dove stiamo andando. E oggi faremo un fantastico giro ad anello sul Cansiglio. Guardate un po' come iniziamo subito. Abbiamo parcheggiato a Passo Crosetta e il giro sarà di 80 km con un 2002 di dislivello all'incirca. Io amo il Cansiglio, ogni volta venire qua è poesia pura, è gravel puro. In totale avremo 10 salite, tanti piccoli strappetti, tra le più lunghe ne abbiamo una da 9 km, da 5 km e da 4 km, quindi insomma nulla di particolarmente pesante. Presumiamo proprio che sia un giro estremamente piacevole e rilassante. E ora andiamo. Ed è Cansiglio, ragazzi, Cansiglio. Guardate che meraviglia. È uno dei nostri posti del cuore sicuramente. Siamo venuti a pedalare tantissime volte, però è sempre una scoperta. Oggi tra l'altro abbiamo un anello un po' inedito, certe tratte le abbiamo già fatte, però si sviluppa in maniera completamente diversa. Qui si respira già l'aria di questo posto magico, si sta da Dio, c'è una temperatura veramente incredibile. Abbiamo lasciato la macchina indicativamente sul Passo Crosetta e poi scesi un attimo si entra subito in questo posto meraviglioso a pedalare. Guardate che roba, che roba. Ed è proprio vero, ogni posto ha le sue particolarità e consiglio a quella che appena si entra a pedalarlo o comunque anche a camminare. Abbiamo visto, ecco qua, tante persone che vengono a fare qualche camminata, la testa stacca completamente e si entra in questo luogo che trasmette una grande serenità. Sarà anche per il clima un po' più mite, per tutti questi alberi che circondano questo posto incredibile, però è magico. La pace che si respira in posti così è veramente qualcosa di stravolgente, non c'è niente fuori posto. Buongiorno, è tutto completamente perfetto, veramente, sei immerso in mezzo a questo polmone verde, ti senti talmente piccolo davanti alla maestosità di tutto questo, perché questa è la vita e non c'è niente che va salvaguardato più di tutto questo. Il mondo, il pianeta, gli alberi, la natura. Ragazzi, è vita. Mi vengono i brividi, mi vengono.
Adesso stiamo pedalando praticamente tutta la zona un po' più conosciuta del Cansiglio, quella un po' più classica e tradizionale, tutta Pian Cansiglio, e adesso cominceremo a salire per poi scendere verso Tambre. Poi diciamoci anche la verità, il Cansiglio ci piace in particolar modo perché è parecchio gravel. Qui abbiamo tutto un trattino di gravel champagne addirittura, mamma mia. C'è una vista veramente incredibile da qui. Tratta veramente stupenda. Si prosegue, qui continuo saliscendi e devo dire che tutta la tratta fatta finora è veramente tanto gravel, è veramente super divertente, super panoramica. Guardate qui che razza di panorama che si è aperto, guardate che razza di panorama, ragazzi, cioè è devastante veramente. Spettacolo! Abbiamo appena lasciato tutto l'ultimo pezzo sterrato, abbiamo imboccato questo piccolo pezzo asfaltato e il territorio è sempre incredibile, d'altronde qui non si smentisce mai ad ogni centimetro. Entriamo nel comune di Tambre, Piancanaie. Ci sono un sacco di farfalle qui, è proprio un territorio vivo, pieno, ricco di natura. È veramente uno spettacolo, ragazzi. Ci sono di quei profumi, di quei fiori. Cioè, è difficile da descrivere. Entrati anche nel comune di Tambre. Abbiamo fatto 15 km ed è un continuo fermarsi, ammirare, fare qualche scatto, cioè ce lo stiamo veramente godendo tantissimo. Siamo a 1000 metri, ma c'è un clima che è veramente piacevole. Abbiamo passato le ultime settimane con un meteo estremamente bollente e respirare così fa veramente bene. Approfittiamo per fare un po' d'acqua. Fatto rifornimento d'acqua e si riparte. In questa zona qui abbiamo trovato 3 fontane praticamente consecutive, quindi eventualmente vi servisse fate acqua, perché insomma sono ravvicinata una dopo l'altra. Ora parte la salita da 4 km, una delle 3 più lunghe. Questa è la via degli Alpini e non abbiamo mai fatto questa tratta asfaltata, ma devo dire che c'è un panorama imbarazzante. È veramente
Stupendo questo contorno, guardate che roba. Colindes, sempre comune di Tamere. Spettacolo. Lago di Santa Croce. Che meraviglia. Sentierino inedito questo. Veramente uno spettacolo comunque. E continua a salire. Devo dire che per ora non sono mai state pendenze relativamente alte, quindi si avvia veramente molto bene. Prima salita tecnica di giornata, avevamo appena detto. Questa è stata una salita un po' scassata e con delle buone pendenze, abbiamo toccato quasi il 20. Eccoci qua. Spettacolo, che spettacolo. Cioè, guardate che panorama incredibile. Dove stiamo pedalando qua? Pazzesco. Lago di Santa Croce, che è qua dietro. Dolomiti Bellunesi. Parliamone. Chiesa al Pago e il panorama. Cioè, pedalare qui è qualcosa di favoloso. Adesso dalla strada abbiamo preso questo sentiero che ci sta facendo momentaneamente scendere. Questa è tutta una parte nuova, comunque non abbiamo mai fatto. Siamo completamente alla scoperta. Guardate che spettacolo! Un po' di attenzione! Volendo si fa, sembrava peggio. Nel caso si scende come ha fatto Carla per sicurezza. Parte un po' più tecnica qui. Qui giù c'è anche una fontana, pazzesco, che bello.
sentiero al Pago Natura e quindi andiamo a rifornirci d'acqua. Acqua fatta, facciamo poi discesa, lago di Santa Croce, sempre in vista. Mamma mia. Altra tratta meravigliosa, abbiamo passato dei borghetti, sembravano fantasma. Ed entriamo anche dal Pago. Parte anche questa salita di 10 km che sarà la penultima lunga di giornata. Adesso si fa sentire un po' di più il caldo, ma perché siamo scesi parecchio di quota, siamo neanche a 500 metri e quindi bisogna risalire un pochettino. Per fortuna abbiamo trovato un baretto, ci siamo bevuti 2 belle cocche, abbiamo mangiato un bel paninetto. Caldo, in salita infernale, siamo scesi di quota, quindi la risalita è stata veramente sentita. Veramente sentita, sì. Abbiamo perso quota e quindi bisognava salire. E mancano circa 4 km, credo ancora, per concludere. Poi ne avremo un'altra da 6 km. Sì, 7. E poi si torna alla macchina. Allora, ci voleva proprio una bibita fresca e qualche minuto di pausa. Imbocchiamo anche questa ultima tratta, parte finale. Finalmente gravel. Parte finale del percorso, ragazzi. Abbiamo fatto una bella salitona, quindi siamo stati parecchio su strada e adesso cominciamo a mettere le ruote sui sassi. When the storm is moving in, the sky goes dark and you feel the wind. Too much weight just holds you down, waiting for the calm to come around. And you harbor all your tears, your desperate beliefs and fears. You will rise above, know that you are strong. Though the road is long, there is always love to carry you home. Tutti questi ultimi 3 km di salita e questi ulteriori 2-3 km sono della strada del Taffarel, bellissima, tutta immersa nel bosco, prima asfaltata e dopodiché sterrata. Un bello sterratino compatto, piacevole. Che bello, non c'è nessuno. Oggi non tornerei più a casa. Your head is spinning, you can't find no rest, and you harbor all your tears, your disbeliefs and fear. You will rise above, know that you are strong, though the road is long.
Che bello ragazzi. Le uscite gravel mi fanno letteralmente impazzire perché sono dei momenti veramente molto personali dove non gareggi con nessuno e stando in mezzo comunque alla natura, ai posti, ai luoghi, entri in totale sintonia e magari ti portano anche a fare dei pensieri, delle riflessioni. È proprio un momento con te stesso. Ovviamente la natura in questo aiuta tantissimo e sono uscite a mio avviso speciali, veramente, dove ognuno vive questi giri a modo proprio, con le proprie tempistiche, con le proprie dinamiche, con i propri tempi, ed è veramente incredibile questo, veramente. Un tripudio di gravel pazzesco e super compatto. Oggi abbiamo visto veramente zone di Cansiglio sconosciute, a noi sconosciute, mai viste, mai pedalate e anche a volte belle ardue, perché comunque c'erano delle pendenze un po' arrogantelle in alcuni tratti, però è sempre così bello scoprire luoghi nuovi dietro casa e goderseli proprio con la pace più totale. Se in inverno pedaliamo tantissimo, in estate ci gustiamo un sacco i giri, rallentiamo, proprio ci immergiamo nei luoghi con questo incredibile gravel che ci permette sempre di allontanarci dal traffico, e devo dire che ci vuole. Anche quest'ultima tratta veramente divertentissima, tutto un sali-scendi molto scorrevole, bello, veramente bellissimo. Ormai siamo quasi giunti a conclusione, mancano 6 km circa, ma non ho capito bene, credo che abbia poi piovuto un pochettino, super fangoso a tratti, o probabilmente il terreno non è riuscito a drenare con le ultime piogge, perché poi il resto è messo veramente molto bene. Guardate che effetto che danno sti alberi, incredibile, bellissimo. Ultimi sguardi a questo posto incredibile e adesso usciamo e completiamo l'ultima manciata di chilometri verso la macchina, poi conclusioni ragazzi, dove sapete già. Ah, Dio benedica la birra. Le birre. Le birre, eccole là. Allora ragazzi, che dire, il Cansiglio è sempre una garanzia. Oggi comunque abbiamo visto un Cansiglio che noi non conoscevamo appieno. Sì, infatti adesso l'avrei detto, stavo dicendo Cansiglio è sempre una garanzia, beh, comunque anche d'estate sei in quota, c'è un clima, c'è un po' più temperato. Poi comunque sei tutto alberato, quindi sentieri alberati in mezzo ai boschi, e non c'è mai sole, si respira proprio un'aria pura e piacevole. Esatto, e il Cansiglio, come ho detto in una clip precedente, è magico perché comunque ti trovi catapultato in mezzo alla natura con tutti questi alberi, trasmette qualcosa di magico il Cansiglio, c'è poco da fare. E prima tratta direi veramente bellissima. Si poteva fare anche con un setup molto tirato, perché comunque non c'erano tratti tecnici. E seconda parte... Tranne una piccola parte che, insomma, una piccola salita, l'ultimo chilometro della salita da 9, che aveva un po' di... Esatto. Seconda parte decisamente un po' più arrogante, quindi da gomma grassa.
e quindi insomma sì, prima parte molto scorrevole, divertente, la parte centrale un po' più ostica, poi siamo tornati giù, eravamo in prossimità del lago di Santa Croce Esatto. e poi abbiamo fatto tutta la salita su asfalto per tornare su, era molto caldo e l'ultima tratta che comunque dai, anche quella comunque era molto Piacevole, bellissima. fattibile, era Bellissima. bella in mezzo al bosco, lo strato era decisamente bello compatto, poco tecnico. Diciamo la parte centrale del percorso era un po' più ostica, quindi c'erano dei tratti un po' più insomma tecnici, sì, esatto. un po' più tecnici, quindi nel complesso sempre gomma, consideriamo sempre la gomma abbondante, un po' di attenzione e si fa ragazzi. Che dire, noi ci vediamo alla prossima domenica GPX, anzi alla prossima birretta, intanto noi continuiamo con l'integrazione. Ragazzi, grazie per averci seguito anche questa volta, alla prossima birretta.